Ieri è uscita la notizia dell'approvazione del cosiddetto DEF, il documento di economia e finanza. Sono sicuro che l'avete già sentito nominare, ma tanti di voi non sanno di che cosa si tratta, quindi andiamo a scoprirlo in questo video. Prima di iniziare bisogna partire da un presupposto. Ogni anno in Italia è necessario approvare un documento che si chiama Bilancio dello Stato, che prevede voci di entrate ed uscite. Ho già parlato del bilancio nel video qui in alto a destra, quindi andatevelo a recuperare. L'approvazione del bilancio viene fatta mediante una legge che si chiama legge di bilancio. Questa legge di bilancio si autorizzano le varie spese dello Stato. Ora, senza la legge di bilancio non si può muovere neanche un centesimo. Dovete sapere però che questo è solo l'ultimo pezzo di un iter molto lungo di vari documenti che vanno approvati periodicamente e che coinvolgono non solo l'Italia ma anche l'Europa. In particolare dal 2011 in poi, vista la crisi economica e i vari scompensi delle finanze dei vari stati dell'UEM, quindi Unione Europea Monetaria, si è deciso di creare un ciclo di procedure da seguire sempre. Secondo questo schema, il processo che porta alla creazione del bilancio si articola lungo 2 semestri, il primo dei quali viene definito semestre europeo. Il Consiglio europeo dice ai vari singoli stati quali sono le priorità per quanto riguarda la politica finanziaria e il bilancio, e questi stati a loro volta creano un documento che dovranno inviare all'Unione Europea che si chiama DEF, Documento di Economia e Finanza. Questo documento si articola in 2 parti, Programma Nazionale di Riforma e Programma di Stabilità, e viene approvato dal governo. E attenzione perché questa parte è fondamentale, non c'è una legge che approva il DEF. Il DEF è solo un documento iniziale, un inizio di un processo molto lungo. Questo documento deve essere inviato in Europa, in particolare alla Commissione europea, entro il 10 aprile. Quest'anno siamo un po' in ritardo, ma è ampiamente probabile che siano state concesse delle deroghe. Per farvi capire meglio che cos'è la Commissione europea, si può dire che sia l'organo esecutivo, è un po' quello che da noi è il governo, non il Parlamento ma il governo. A questo punto la Commissione esamina il documento inviato ed elabora delle raccomandazioni. Queste raccomandazioni ci vengono ovviamente recapitate e si entra nel secondo semestre. Nel secondo semestre, recepite queste raccomandazioni, si aggiorna il DEF con quello che viene chiamato nota di aggiornamento del DEF. È a questo punto che arriva la parte calda del processo. Recepite le raccomandazioni, si cerca di fare un disegno di legge da presentare al Parlamento. Tutto quanto il Parlamento dovrà votare questo disegno di legge, che è una bozza, andrà modificata nel tempo, prima di essere approvata, che contiene tutte le voci di spesa dello Stato. Contrariamente a quanto succede per le leggi normali, che hanno un iter particolare che vi ho spiegato nel video qui in alto a destra, semplicemente questa bozza, cioè il disegno di legge, andrà spedita anche alla Commissione europea, la quale deve esprimere un giudizio, un parere su quello che è stato scritto per vedere se effettivamente si sono rispettati i parametri che aveva consigliato, quindi le raccomandazioni. Ci tengo a precisare che i termini parere e raccomandazione non sono messi casualmente, sono linguaggio tecnico. La Commissione europea non ha un parere vincolante sulla legge di bilancio dell'Italia, non può imporre all'Italia qualcosa, semplicemente dà il suo parere. La Commissione in questo caso ha fino al 30 di novembre per esprimersi, poi questa legge dovrà essere approvata e quindi va approvata punto per punto, ogni voce deve essere approvata e poi deve essere approvata anche nel suo insieme, quindi è un iter molto lungo del quale ho parlato sempre nel video qui in alto a destra. Torniamo a questo punto al DEF, abbiamo detto che è stato diviso in 2 parti, è interessante andare a capire di che cosa parlano queste 2 parti, in che cosa differiscono. Nella parte che si chiama Programma di Stabilità vengono fissati tutti quei risultati che si vogliono ottenere nel trimestre successivo. Quindi si pensa cosa vogliamo ottenere nei prossimi 3 anni, quali sono i risultati che vogliamo entro 3 anni. Mentre nella parte che si chiama Programma Nazionale di Riforma vengono elencate quali sono le misure, tutte le misure che verranno adottate per raggiungere quei risultati che abbiamo detto prima. Questo è genericamente quello che è contenuto nel DEF, in realtà sono tantissime stime, tantissimi numeri, e come abbiamo detto ieri è stato approvato. Si parla, in questo caso, di uno scostamento tra entrate e uscite di 55 miliardi. A contribuire a questi numeri, senz'altro c'è il nuovo decreto legge che verrà approvato in questi giorni. Se non sapete cos'è un decreto legge, trovate il video qui in alto a destra. Si parla anche della stima del rapporto debito pubblico-PIL che salirà a 155,7%, che non è poco, però tenete presente che un calo del PIL fa aumentare questa percentuale. Ho parlato anche del debito pubblico in un altro video che trovate qui in alto a destra. Prima della curiosità economica concludo con un ultimo dato abbastanza agghiacciante che
è quello sulla disoccupazione, che è previsto salirà a più dell'11%. Sono dati veramente molto poco rassicuranti. Ora, se questo tipo di video molto tecnico vi piace lo stesso, lasciate un like perché mi serve per capire se fare più video come questi oppure abbandonarli completamente. Sapevate che secondo i dati della BCE le banconote in circolazione alla fine di dicembre del 2018 erano più di 22 miliardi, per quanto riguarda gli euro ovviamente, e più di 130 miliardi di monete. Le banconote più presenti sono quelle da 50 euro che superano i 10 miliardi.